Una trentina di persone hanno cercato di sfondare la porta e di aggredire il signor Begalli. Purtroppo è una situazione che fortunatamente non è degenerata, adesso credo abbia fatto denuncia e quindi staranno facendo le indagini sugli autori di questo tipo di spedizione punitiva. Sono arrivati armati di sassi, incappucciati, hanno urlato, minacciato, insultato e preso a calci e pugni la porta di Davide Begalli, il 39enne che lo scorso 31 luglio ha travolto ed ucciso il 13enne Chris Obengabon. L'uomo si trova agli arresti domiciliari a casa della compagna. Ragazzi di colore hanno raccontato alcuni testimoni. Ora i carabinieri hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della palazzina che hanno ripreso l'aggressione per identificare i responsabili della spedizione punitiva, momenti di vero terrore. Certo, perché c'è anche un figlio minore che abita con loro, quindi la situazione non è sicuramente tranquillizzante. Si cerca ora una soluzione alternativa, un posto più sicuro, una struttura, anche se l'avvocato ci spiega in questo momento, in questo periodo, non è così facile. Certamente i carabinieri sono stati allertati, quindi intensificheranno i controlli anche per proteggere il signor Begalli. L'avvocato sta ancora valutando la possibilità di presentare istanza al Tribunale del riesame. Il 39enne continua intanto a ribadire la sua verità sulla tragedia. Ha sentito il colpo sull'autovettura ma non si era reso conto che potesse essere una persona piuttosto che un cartello stradale o qualche altro corpo inerte che ha colpito la macchina. Questa è la versione che ha reso e che ha ribadito sempre anche davanti ai giudici. A Negrar sono molte le iniziative per ricordare il tredicenne, il suo sorriso, la voglia di vivere, la sua passione per il calcio. Anche la nostra vita è distrutta, ha detto fra le lacrime la compagna del 39enne. I funerali si svolgeranno sabato 12 alle 10 nella chiesa parrocchiale di Negrar.